Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon inizio weekend, buon venerdì 19, siamo pronti come sempre a vivere una nuova giornata insieme con grande entusiasmo, con grande forza, con grandi emozioni, perché oggi come sempre vi porteremo in giro per la Sicilia, ma ancora di più, pensate, vi porteremo in Australia. In Australia dove conosceremo la nostra ospite di oggi, è una grande donna, pensate, stiamo parlando fra le 10 eccellenze, fra le donne più importanti nel mondo del business e che poi rappresenta proprio l'Italia nel mondo. Di origine naturalmente siciliana, lei è originaria di Castiglione di Sicilia, orgogliosa della sua origine, anche se è nata in Australia. Con lei parleremo di business mondiale e soprattutto di quello che è il mondo dell'imprenditoria femminile. Sarà veramente una gran bella puntata. Naturalmente sapete che oggi è venerdì e abbiamo la nostra consueta rubrica a cura di Giuseppe Giorgianni, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano. La rubrica è Chiedimi pure. Permettetemi però, prima di cominciare subito la nostra bellissima giornata insieme, di cominciare nel nostro consueto modo. Grazie. 242.851 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a lavorare tutti insieme. Sono tantissime, davvero tante ormai le aziende che fanno parte del nostro database, anzi lo ricordo anche a voi che ci state seguendo, se non lo avete ancora fatto, compilate i dati nel form che trovate sulla nostra pagina, proprio in alto. In questo modo registrerete la vostra azienda per entrare anche voi a far parte del nostro grande database. Database che servirà a mettere in comunicazione, così come diciamo sempre, quella che è la vostra azienda, quindi i produttori con i consumatori. Continuiamo a parlare di grandi successi, continuiamo a parlare di grandi progetti che si portano avanti, le idee che diventano concetti, i concetti diventano progetti, i progetti diventano realtà. Questo è un mese veramente bello, forte, importante. Sapete, proprio a giorni presenteremo il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, il più grande marketplace delle eccellenze siciliane, che parlerà delle nostre aziende, che soprattutto porterà avanti la nostra identità, qualità e provenienza, il nostro brand made in Sicily, il nuovo lifestyle che è quello di Io Compro Siciliano in Italia e nel mondo. Inizierei subito con quello che è l'introduzione del nostro Giuseppe Giorgianni, dottore ingegnere. Giuseppe Giorgianni, sapete, esperto in internazionalizzazione, ma anche in digital innovation. Noi oggi risponderemo a tante domande che sono arrivate proprio alla mail di riferimento, che è il chiedimipure@iocomprosiciliano.com, e sono le domande delle nostre aziende, dei nostri imprenditori che chiedono suggerimenti per affrontare questo nuovo periodo di riapertura e di ripartenza. Sentiremo quelle che sono state naturalmente le domande più frequenti e il dottor Giorgianni risponderà a voi. Lo farei entrare subito in collegamento e iniziamo questo venerdì insieme al Eccomi, dottor buongiorno Giuseppe a Giorgiani. tutti. Buongiorno, buongiorno, benvenuto e Buongiorno, bentrovato. buongiorno alla Sicilia, ai siciliani e ai siciliani che vivono nel mondo. Allora, ingegner Giorgiani, oggi è veramente un grande appuntamento. Oggi viaggeremo non solo in Sicilia, io ricordo sempre che noi trasmettiamo da Favignana. Lei si trova a Taormina e invece adesso ci sposteremo fra poco con la nostra referente in Australia, che è la dottoressa Mariangela Stagniti, addirittura in Australia, quindi sarà veramente un gran girare nel mondo. Però mi permetta, prima di iniziare aprire la nostra rubrica del weekend, quindi prima di darle la parola, ingegner Giorgiani, volevo dire, non so se lei ha letto un po'
quelli che questa mattina sono stati post piuttosto che varie notizie. Oggi c'è un evento, una celebrazione che poi è appunto una celebrazione condivisa nel mondo, in tutto il mondo e soprattutto nel mondo di Io Compro Siciliano, perché è il suo compleanno. Auguri! Ma noi lo sappiamo che è il suo Grazie, compleanno. Auguri, buon grazie, compleanno. Grazie, siamo grazie. È felici che bello che giusto ricade in questa giornata. ma veramente, veramente. Poi tra l'altro io stamattina, come mia consueta abitudine, mi sono letto un po' tutti i giornali e questa giornata non la vedevo da nessuna parte particolare. Ma noi invece lo sapevamo, noi Grazie. Io Compro Siciliano, auguri, auguri davvero, siamo veramente tanto Grazie, felici, buon compleanno. grazie, grazie. Bene, ma adesso, Allora, dottor Giorgianni, ci sono tante mail che sono arrivate, tante aziende, tante imprese che chiedono suggerimenti e io adesso le do subito la parola. sì, grazie. Sì, veramente tante email, tante richieste di consiglio per come sarà la fase nuova, la fase di ripartenza. Diciamo che è iniziata già la ripartenza. Poi diciamo che c'è qualcuno che la chiama ripartenza, chi la chiama trasformazione. Sicuramente io sono uno di quelli che la chiama trasformazione, perché realmente è il momento giusto per trasformare la propria idea di business, quindi la propria azienda, perché realmente dalle grandi crisi, la storia ce lo dimostra, realmente nascono e crescono e si evolvono principalmente chi e le aziende che sono riuscite a trasformarsi. Sicuramente un cambiamento ci sarà a livello globale, ci sarà anche nelle nostre consuetudini, diciamo, nel nostro vivere quotidiano. E sicuramente posso dire che ogni zona, ogni località, ogni città, ogni nazione avrà una ripresa, vedrà più che altro una ripresa in maniera diversa. Ci hanno scritto anche questa settimana in molti, come dicevo prima, ricordo l'email, chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, chiunque ci può scrivere, può chiedere delle informazioni e dei consigli, noi saremo ben lieti attraverso o direttamente con o io o Davide Morici o Francesco Caravello, oppure con i nostri consulenti associati alla nostra organizzazione. Oggi volevo iniziare con il settore turistico ricettivo. Ci sono state veramente tante email da questo settore. Per gli amici infatti che hanno chiesto consigli, io volevo dare, perché più o meno diciamo chiedono un po' tutti la stessa cosa. C'è un momento di confusione, un momento di paura, perché il settore veramente è, diciamo, il settore che è stato veramente colpito maggiormente rispetto a tutti gli altri. E ne approfitto proprio per dare dei consigli, alcuni diciamo aspetti operativi che dal mio punto di vista possono essere importanti in questo momento. Innanzitutto volevo dare un consiglio dal punto di vista, io come dicevi tu Katiuska, sono, oltre ad essere da 20 anni che mi occupo di internazionalizzazione delle imprese, portando realmente le eccellenze siciliane, ma italiane in generale nel mondo. Sono anche un innovation manager e quindi volevo dare anche dei consigli operativi anche su questo aspetto. Un aspetto importante, per esempio, è che quasi tutti gli imprenditori del settore, o comunque molti non lo fanno, è quello di controllare Google Trend. Google Trend non è altro che uno strumento di Google che permette di capire la frequenza di ricerca di specifiche parole chiave o frasi. In sostanza aiuta a capire se c'è o inizia ad esserci una richiesta con parole chiavi propedeutiche alla propria azienda o al proprio settore, e quindi in questo caso il turismo o comunque le località è importante sapere, e quindi è importante utilizzare questo strumento per capire se in quella zona, se ci sono a livello mondiale anche, e in quale zone e regioni si registrano più ricerche per quelle keyword o frasi.
e quindi questo può essere veramente uno strumento utile anche per attivare delle attività di marketing specifiche solo per alcune zone o attività di campagne AdWords con Google. Un altro aspetto è quello dei prezzi. Premetto che è giusto analizzare bene la situazione prima di valutare cosa fare, ma consiglio di non abbassare i prezzi, ma di monitorarli. In questo momento tutti cercano di acchiappare il primo turista, la prima persona che passa. Ecco, quello secondo me è un modo errato di agire, ma io non dico di non abbassarli, ma di monitorarli, anche perché in questo momento purtroppo e soprattutto anche per il settore turistico ricettivo le spese sono aumentate. Noi abbiamo, dico noi perché anch'io faccio parte del settore, anch'io ho diciamo una struttura turistica, le spese sono aumentate perché realmente per affrontare la crisi sanitaria dobbiamo adottare diciamo delle expertise per garantire ai nostri clienti quella sicurezza di non avere nessun tipo di problemi. E quindi questo, ecco, cercare subito di abbassare i prezzi secondo me è un qualcosa da valutare. Diciamo che l'unico mese che potrebbe essere ecco, consono, comunque vicino a questo potrebbe essere solo il mese di giugno, ma sempre, come io dico sempre agli imprenditori, in maniera intelligente. Per esempio, per le strutture ricettive consiglio di utilizzare sicuramente delle tariffe parzialmente rimborsabili. È fondamentale avere una policy in questo momento flessibile perché il cliente in questo momento ha una confusione in mente, c'è una situazione di confusione e quindi già il fatto di essere capace, cioè di avere la capacità di andare a cancellare anche il giorno prima, questo rende il cliente sicuramente più sereno e più atto a prenotare. Non abbassare la guardia soprattutto sui mercati internazionali, anche se sappiamo che comunque quest'anno il mercato principale sarà quello italiano, non si deve snobbare soprattutto il mercato estero. Se si ha un budget, se si lavora con dei budget per la parte marketing, io valuterei sicuramente di attivare campagne di remarketing con Google anche sui social proprio, anche sul piano estero. E poi praticamente un'ultima cosa che io consiglio un po' a tutti è quello della cosiddetta clients repeaters, cioè i clienti in questo momento di incertezza prediligono di andare in una struttura che già conoscono e quindi qui si potrebbero creare delle newsletter ad hoc perché noi abbiamo già abbiamo dalla parte nostra i dati della clientela, quindi questa è una parte importante secondo me da valorizzare. Per quanto riguarda altre email pervenute, ci sono quelle di Giorgio e Antonio che chiedono per esempio da dove si dovrà ripartire. Sicuramente gli imprenditori secondo me dovrebbero ripartire da una riflessione profonda sulle modalità operative del proprio business. Si dovrà essere innovativi e guardare avanti, sicuramente non si dovrà più guardare indietro o avere delle prospettive o dei resoconti rispetto agli anni precedenti, perché realmente in questo momento è una situazione di cambiamento. Sicuramente si dovranno ridurre gli sprechi e adottare un'ottimizzazione delle risorse. Poi io credo molto nella creatività dal basso, come dico sempre, in questo momento penso che un imprenditore debba sentire tutti, debba avere una forte, debba fare raccolta delle idee anche dei propri dipendenti. La gerarchia va bene, ma i dipendenti sono molti di più, anche per una questione statistica è probabile che loro abbiano delle idee molto interessanti e quindi sarà fondamentale comunque la capacità di adattamento. Come dico sempre, in questo momento vince chi capisce che il mondo è cambiato e si adegua. L'azienda strutturata naturalmente può avere dei vantaggi rispetto a quella piccola, ma diciamo che quelle piccole hanno sicuramente il vantaggio di essere magari di avere più velocità e più inventiva e quindi perché in genere quelle piccole agiscono come le start-up.
Un'altra email arrivata, se non ricordo male, da Giulio, mi chiedeva cosa consiglia a chi come me si dovrà reinventare una nuova vita. Questo è difficile. Io mi rimetterei sicuramente in gioco. Del resto lo sto facendo già insieme a Davide Murici e Francesco Caravello. Abbiamo creato Io Compro Siciliano, è partito da progettualità precedenti, ma realmente abbiamo rivisto tutto in una nuova chiave e abbiamo creato una base solida per avere non solo un vantaggio, comunque una prospettiva a breve termine, ma anche a medio e a lungo termine. Cioè noi stiamo creando realmente, e qui rispondo anche a qualcuno che ogni tanto scrive: ma ancora non è pronto questo marketplace, ma ancora non è pronto il portale unico del turismo. Noi potevamo metterlo in campo già dopo un paio di giorni, ma il problema è che noi stiamo strutturando e ci stiamo strutturando in modo tale che Io Compro Siciliano diventi e rimanga un punto di riferimento a livello internazionale, e quindi per fare questo devi avere le basi solide e devi crescere realmente con una certa filosofia e una certa modalità anche costruttiva, quindi con dei modelli di business particolari. Un altro amico di Io Compro Siciliano chiede, ecco, e siamo in tema giornaliero, perché chiede informazioni sull'export. Come sarà l'export dopo il coronavirus? Diciamo che dal distanziamento sociale alla diffusione dello smart working stanno cambiando le nostre abitudini. Inevitabilmente anche l'export ne uscirà rinnovato e cambiato. E gente come me che fanno i consulenti per l'internazionalizzazione, che vanno sempre in giro, anche questo con il problema del coronavirus, anche questo è cambiato, perché realmente non ci siamo fermati. Per esempio io sto portando avanti una delle più grosse aziende che ci sono in Sicilia per espandersi nei paesi dell'est. Non ci siamo fermati, abbiamo continuato ad interloquire con i clienti e con i partner proprio attraverso lo smart working, quindi diciamo che non ci si deve fermare, e sono convinto che comunque la ripartenza deve passare necessariamente dall'export o per lo più dal digital export in questo momento. Infatti diciamo che il commercio online può divenire realmente il vero motore del rilancio. Noi di Io Compro Siciliano, infatti, per esempio, come dicevi tu, Gadiusca, ne siamo un esempio. Adesso lanceremo il portale unico, il marketplace con tutto il Made in Sicily. Questa piattaforma permetterà realmente alle innumerevoli eccellenze del Made in Sicily di andare a posizionarsi nel mercato globale, quindi magari impensabile fino a qualche tempo fa. Ma anche qui io dico sempre che le aziende dovranno adattarsi al cambiamento, dovranno intervenire sicuramente, e ahimè qui devo dire che abbiamo una pecca in Sicilia, comunque nelle regioni del sud siamo un po' anche per diciamo non volontà delle aziende, ma volontà che stanno diciamo in livelli più alti, a lasciarci un po' indietro, e quindi anche qui le aziende dovranno comunque intraprendere una digital transformation. Sicuramente mercati da cui ripartire sono sicuramente la Germania, che è sempre, secondo il Mise, rappresenta comunque sempre il primo partner commerciale del nostro paese, ma buone notizie anche arrivano dalla Cina. Io lo sto attenzionando molto come paese, perché realmente prevedo che sia uno dei paesi prossimi che darà molto aiuto, e sicuramente anche sarà realmente uno dei paesi su cui scommetterà Io Compro Siciliano. Gli Stati Uniti probabilmente ancora dovrà aspettare qualche pochino, perché realmente la situazione è a macchia di leopardo, ma il paese degli Stati Uniti sono sempre gli Stati Uniti. Ma diciamo che comunque le basi per una ripartenza ci sono. Diciamo che se la gradualità di questa ripartenza continuasse così, è lecito pensare che l'export in autunno riprenderà a crescere e decrescere notevolmente, soprattutto per quanto riguarda il food e il settore del farmaceutico e dell'artigianato comunque in genere, perché
realmente ci sono molti paesi dove il nostro, soprattutto artigianato, il Made in Italy, il Made in Sicily, realmente sono vincenti in quel mercato. E in questi mercati io vedo, per esempio, come dicevo prima, la Cina, gli Stati Uniti, il Vietnam, le Filippine, l'Australia. L'Australia è veramente un paese vivo per quanto riguarda l'Italia e gli italiani, perché realmente ci sono tanti e tanti nostri connazionali e tanti nostri compaesani, tra virgolette, anche se io dico sempre connazionali perché reputo che la Sicilia non sia una regione d'Italia, ma sia realmente un continente, perché non manca nulla alla Sicilia per essere un continente. Tra l'altro uno come me che è vissuto parecchi anni anche a Malta, che diciamo tra virgolette possiamo considerarlo uno scoglio della Sicilia, dico la Sicilia è veramente ha tutte le condizioni e tutte le peculiarità per essere considerata veramente un vero continente. Diciamo che comunque ritornando al discorso dell'export e dell'internazionalizzazione, le geografie commerciali sono completamente cambiate e quindi quello che prima magari si considerava un mercato saturo oggi diciamo che magari non lo è più. Per esempio mercati come il Brasile si dovrà sicuramente attendere, perché hanno dei problemi seri in questo momento, perché comunque lì realmente il problema del coronavirus è in questo momento nella fase di picco. Ma ci sono, per esempio, ecco, come dicevo prima, l'Australia è un continente, diciamo, è quel continente che ha iniziato sicuramente prima a liberarsi dal Covid e sarà sicuramente uno dei paesi su cui spingeremo sicuramente le progettualità future di Io Compro Dottor Siciliano. Giorgianni, io a questo punto devo proprio cogliere la palla al balzo. Mi permetta, perché ci sono dei messaggi molto importanti che sono arrivati. Allora, partirei da questo. Alessia Smile and Food, auguroni Giuseppe Giorgianni dalla famiglia Smile and Food. Ancora Davide Morici, altro ideatore, insieme a Giuseppe Giorgiani e a Francesco Caravello, sapete di Io Compro Siciliano. Allora Davide scrive: buongiorno, Io Compro Siciliano, oggi due eventi eccellenti, il compleanno del nostro grande Giuseppe Giorgiani, come tutto il nostro progetto, e poi l'ospite internazionale che l'Australia rappresenta, professionalità e competenza. Viva il Made in Sicily, viva Io Compro Siciliano. Ancora Vera Giorgianni, auguri al mio grande amico Giuseppe. Ancora Danilo Formica, auguroni al dottor Giorgianni, condivideva il discorso che lei poc'anzi faceva su quello che è appunto la nostra ripartenza, la nostra trasformazione, questo nostro riprendere nuovamente forza sul mercato e rialzarci. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, bravissimo ideatore del nostro orgoglio Io Compro Siciliano Giuseppe. Grazie sempre al Faraone Palermo. Fausta Intravaglia, buongiorno al popolo di Io Compro Siciliano. Abbiamo ancora saluti da John Blandi da New York, un sereno weekend. Grazie John, saluti a te siciliano che vive a New York. Giovanni Ferrito, Carmelo Bonpiedi, Amalia Lopinto, Rosanna Bultaggio, Loredana Cannova, Maurizio Tumminia, Lucia De Luca, Silvia Di Falco. Buongiorno e auguri a Giuseppe, ciao a tutti, Tito Puleri, insomma auguri, gli auguri arrivano veramente da tanti amici che con noi condividono questo bellissimo viaggio, che è il viaggio che porta la firma della nostra storia, della nostra cultura, dei nostri racconti, delle nostre aziende, che è proprio quello del nostro Made in Sicily. Bene, dottor Giorgianni, lei ha tanto nel suo discorso ha dato come sempre suggerimenti alle imprese, validissimi suggerimenti che vengono tra l'altro seguiti, condivisi. Quello che voi dite tra l'altro sempre è che c'è proprio la volontà di voler seguire, affiancare, sostenere quelle che sono le nostre aziende, e questo lo diciamo sempre appunto nei nostri discorsi quotidiani, per cui Io Compro Siciliano diventa anche per le nostre imprese, le nostre aziende, la possibilità di poter avere valido supporto per poter affrontare un nuovo periodo di ripartenza.
Bene signori, noi siamo felici in questa giornata di portarvi in Australia, dove ad attenderci c'è la dottoressa Mariangela Stagnitti, una delle 10 donne eccellenze siciliana, italiana nel mondo e che rappresenta l'Italia in quello che è il business mondiale. Io aprirei il collegamento con la dottoressa Mariangela Stagnitti, oggi con noi per parlare di business, per parlare di rete. Lei è founder Italian Business Women's Network Australia. Buongiorno, benvenuta e bentrovata dottoressa. Grazie, buongiorno a voi, anche che qui è sera, vi do il buongiorno. Voi siete già a chiusura di giornata e noi invece l'abbiamo ben aperta, e devo dire ben aperta con il dottor Giorgiani e soprattutto con questo grande e attesissimo appuntamento con lei. Dottoressa Stagnitti, noi la ringraziamo, tra l'altro per noi avere adesso un punto di riferimento nella sua persona è veramente grande vanto e grande orgoglio. Io partirei un po' e le do subito la parola. Lei è veramente una delle 10 eccellenze nel mondo per quello che riguarda il business, le donne. Lei è appunto founder di Italian Business Women's Network Australia ed ancora presidente COMITES, Comitato Italiano all'Estero. Lei rappresenta appunto la tutela poi dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, quindi ha grande cognizione, grande conoscenza. Mi piacerebbe appunto darle adesso la parola per parlare un po' di quella che è la sua grandissima esperienza professionale. Grazie, e grazie tanto per l'onore che mi è stato dando che partecipo a questo bellissimo Io Compro Siciliano. Guarda, una cosa, tanti complimenti e tanti auguri per il futuro. Non penso che sarà una cosa breve, penso che siamo, mi sa, insieme per tanto tempo. Allora, io sono nata qui in Australia. Sono figlia di siciliani, i miei vengono di Castiglione, provincia Catania, mi sento non italiana, neanche australiana, mi sento più siciliana, magari mi sa perché quando ero più giovane venivo sempre in Sicilia. Mi dovete scusare perché ogni tanto mi scappa qualche parola siciliana, perciò anche lì ho anche una... Noi siamo felici perché devo dire anche questa cosa che lei parla l'italiano con la nostra inflessione, no, ci rende ancora più orgogliosi. Tra l'altro, Castiglione di Sicilia, devo dire, dottoressa Stagnitti, vorrei ricordare che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, esatto. È veramente una grandissima cittadina meravigliosa, proprio bella da visitare, e quindi è anche un invito a tutti i nostri viaggiatori di conoscere Castiglione. Appunto, continuiamo. Allora, il mio background, io lavoro in banca, 35 anni che lavoro in banca, per 20 anni ho fatto una specializzazione di, diciamo, international business, per i business che venivano dall'estero, in particolare quelli italiani. Perciò qui a Brisbane c'è stato per un po' di tempo un periodo molto grande di successo per tanti associazioni aziende italiane di infrastruttura. Perciò ci fu un periodo qui che ci sono trasferiti tanti ingegneri italiani per fare dei lavori qui nella nostra città, sia a Brisbane sia a Sydney. E di quello, lavorando in banca, essere presidente del Comites, lavorare insieme al consolato, l'ambasciata, c'è sempre la conoscenza del protocollo che si deve fare e tutti hanno bisogno di un conto in banca e tutti hanno bisogno di informazioni di come fare business in Australia. Perciò con quello ho iniziato, io ho un team indietro a me che sono un gruppo di esperti che sono italo-australiani anche loro e facciamo dei workshop, dei seminar dove diamo di informazioni di come creare il business qua, di come funzionano i vari visti, perché dopo anche che avete un prodotto o ci sono delle aziende, servizi che possono venire qui in Australia, ci vuole anche il visto giusto
e si deve iniziare con il visto, perciò in teoria un breve viaggio in Australia per vedere cosa c'è, cosa non c'è, cosa va, cosa non va, anche di avere informazioni dagli uffici australiani, sia il Austrade che si trova a Milano e sia anche l'ambasciata australiana che si trova a Roma, perciò anche lì ci sono dei dipartimenti che danno informazione. Perciò c'è sempre di essere pronti e di essere preparati di venire qui, perché guarda, l'Australia è bellissima, la burocrazia qui è molto molto grande, anche perché è una cosa che in Italia esiste, ma qui è una cosa molto rigida, non c'è niente di togliere, non c'è niente di evitare, si fa tutto come si deve fare, così. Sì. Ma riesce alla fine. Guarda, quando i miei genitori sono venuti in Australia, anche quella generazione di 70 anni fa, non parlavano neanche la lingua inglese, anche non parlavano neanche fra di loro italiane, perché un siciliano con uno che venisse dal nord Italia magari non c'era quello contatto. Invece adesso la generazione che sta venendo qui sono ben preparati, sia per lingua, sia Dottoressa, per soldi. dottoressa Stagniti, ci sono dei saluti che arrivano proprio per lei. Allora, Ah, Fausta Intravaglia dice, saluti alla dottoressa, grande dottoressa Stagniti. John ah, Blandi, che è il nostro amico che ci segue da New York, lui è siciliano e ci segue da New York, sempre con grande affetto, dice Welcome Mariangela to New York. Viva io compro grazie. siciliano. E poi ancora Filippo Giullo. Ciao Mariangela Stagniti, bravissima, buongiorno a tutti. Ancora Rosaria Amici, tantissimi auguri. Penso che sia rivolto poc'anzi a Giuseppe. Loredana Cannova, detto bene, un viaggio che porta la Sicilia nel mondo. Ancora Dora Giorgianni, arrivano tanti auguri ancora per l'ingegnere. Bene, dottoressa Stagniti, lei ci stava spiegando un po' quelli che sono i vari step, i vari passaggi. Mm. Lei è un punto di riferimento sicuramente tanto importante, ma tanto importante, e quindi parlerei adesso di quello che è Italian Business, anche per quello che poi riguarda il mondo dell'imprenditoria femminile. Se non erro, proprio in questo mese era previsto ed è previsto un appuntamento importante, se non erro, giusto dottoressa Stagnini? Mm. Sì, sì, dovevo essere lì in Italia, veramente. Dovevo essere prima in Sicilia, a Castiglione, e dopo andavo a Roma, il 14 maggio per fare un lancio del network, Italian Business Women's Network. Perciò già da un po' che avevo io questa idea di creare Lavora questo su network questo per le progetto. donne. E niente, si sta andando avanti molto meglio che pensavo, di dire la verità. E mi fa tanto piacere perché, guarda, alla fine mi sa che è una cosa che è molto importante in questi tempi, perché prima magari una donna non aveva l'opportunità di essere sentita o anche di avere l'opportunità di studiare o di creare una cosa per la sua vita, altro di essere mamma o moglie. Perciò adesso è una cosa, il mondo è molto cambiato. Dottoressa Stagnitti, lei ha avuto veramente esperienze ed ha esperienze importanti, internazionali. Mi piacerebbe anche con lei parlare, tra l'altro a maggior ragione lei ha le sue origini siciliane, di quello che poi è il brand Sicilia, il brand Made in Mm. Sicily nel mondo, in Australia, come viene ricevuto? E poi torniamo sempre ad un discorso che per noi è importante. Far rete, immaginare di far nascere sinergie, rapporti internazionali, che potrebbe essere anche il mezzo come quello che noi diciamo sempre che io compro Mm. siciliano, per poter creare connessioni, quello che diciamo sempre noi, questo incubatore di impresa, potrebbe essere sicuramente un buon passaggio, dottoressa Stagnitti. Mm, mm. Sì, 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 assolutamente. Guarda, il Made in Italy, come voi sapete, è il brand numero uno nel mondo. Non so quanti click che prende quello branding Made in Italy, al minuto. È una cosa proprio straordinaria. Perciò adesso con il Made in Sicily, come parlavo con l'ingegnere l'altro giorno, adesso c'è un amore
sia per la Sicilia, sia per Sardegna anche. Perciò queste due regioni per anni e anni nessuno ne parlava o andavamo solo noi che avevamo familiari lì. Invece adesso tu trovi una famiglia australiana che va direttamente a Roma e si prende la macchina, si affitta la macchina e va in Sicilia, e va a Taormina, e va a Palermo, e va a Trapani, perciò capiscono bene cos'è la Sicilia, capiscono bene la storia della Sicilia, sia quella molto interessante, ma sia anche quella del business. Perciò quella è una cosa molto molto importante di continuare di capire, perché la Sicilia è stupenda, la Sicilia ha delle prodotti, delle persone, dell'arte, che è una cosa incredibile, che non si trova nelle altre parti del mondo. Lei, dottoressa, ha anche scritto, ha lavorato sulla realizzazizione di alcune guide, no? Prima fermata a Sì, Brisbane. sì, Vogliamo prima fermata a parlarne? Queensland, sì. E quello è iniziata un progetto come Comites perché arrivavano centinaia e centinaia di ragazzi con il visto vacanza lavoro, Working Holiday Visa, i ragazzi con i zaini, no? All'avventura. E mi venivano a trovare in banca e niente, cercavano tutta informazione, tutti volevano rimanere qui in Australia. Perciò con il Comites abbiamo iniziato questo progetto, prima fermato a Queensland, adesso quest'anno siamo arrivati al 10° anno, è la quarta edizione e questa edizione è dedicata al business, proprio di come fare business qui una volta che prendi la residenza. Perciò anche lì è molto importante perché se tu vieni con visto di vacanza o come studente, ovviamente quelli visti hanno i regola e la criteria la quale deve mantenere. E invece venendo con il visto di business o il visto di interesse di business è differente, ma anche quando prendi la residenza puoi fare quello che vuoi, ormai più sei metà strada di essere cittadino. Dottoressa Stagnitti, a noi sembra che anche rispetto a quella che è l'interazione dei nostri amici, c'è per esempio una guida, amica di Io Compro Siciliano, che è Loredana, nostra amica Loredana Cannova, che dice, confermo quello che dice la dottoressa Stagnitti, ho avuto molti turisti australiani in gruppo e in coppia, adorano la Sicilia, quindi proprio confermano quello che lei diceva. Dottoressa, lei ha veramente tanta conoscenza, noi saremo qui anche ben felici di poter ascoltare suggerimenti e tra l'altro devo dire che proprio perché ormai noi abbiamo in lei una nostra referenza, perché no, Grazie. potrebbe essere importante di tanto in tanto sentire qualche suggerimento che sono nuove idee di business. Ci piace quanto il suo impegno, tra l'altro dottoressa, venga fuori attenzionando le donne, perché proprio lei tra l'altro è stata founder, no, del Italian Business Women's Sì, Network sì, e quindi ha sì. voluto attenzionare proprio le donne. Sì, sì, e mercoledì abbiamo la prima webinar dedicata a fare business in Australia, dedicata alle donne. Perciò lì anche c'ho un panel di esperte, c'ho una mia amica che abita a Brescia, che è australiana, un'altra amica qui che è una avvocata di immigrazione e c'ho anche un'amica che anche lei è venuta in Australia cercando di creare un business e perciò lei sarà il nostro case study. Parlerà lei della sua esperienza, lei è anche da Padova, ma voglio fare nel futuro con te, facciamo uno per le donne siciliane di business, perciò anche Va quello, bene. senza offesa all'ingegnere, sarà il nostro programma Ci solo di donne piace. siciliane. Affare fatto, firmiamo. Guarda, io ti do la mano, vediamo da quest'altra Sì, sì, parte. sì. Guarda, ti poggio la mano proprio da quest'altra parte, così sono qui. Sì, sì, Allora, sì. io volevo innanzitutto leggere sempre questi messaggi che arrivano per lei. Allora, Silvia Di Falco dice: interessantissimo connubio con grandi professionisti. Complimenti alla dottoressa Stagnitti che è un grande valore aggiunto allo staff di Io Compro Siciliano. Oh, Quindi thank you, questa c'è grazie. grande. Poi ancora Vera Giorgiani, sono orgogliosa delle donne di Sicilia. La dottoressa Stagnitti è un'eccellenza della nostra isola. Oh, Come thank vede, you. dottoressa Stagnitti, Grazie. l'abbraccio è veramente grande. Io
parlo poi a nome di Io Compro Siciliano e adesso farei rientrare in collegamento anche il dottor Giorgianni. Dottor Giorgianni, le do la parola. Sono a dir poco fiera e onorata di aver conosciuto la dottoressa Stagniti. Noi abbiamo fatto affari con la dottoressa durante la sua momentanea assenza. Noi abbiamo già creato business, io e la dottoressa Stagniti, tra donne. Invece volevo, e così do la parola al dottor Giorgianni. Dottoressa Stagniti, per noi è un grande orgoglio avere, ripeto, una referente come lei del suo valore in Australia. Ricordo che per noi sarà il nostro punto di riferimento di Io Compro Siciliano per tutti quelli che saranno i suggerimenti legati al business internazionale. Siamo felici e fieri, e mi sposto un attimo dal dottor Giorgianni prima di ritornare dalla dottoressa Stagniti. Dottor Giorgianni, mi sembra che siamo presenti un po' in tutto il mondo. Siamo stati con l'Enit di Mosca, abbiamo parlato del Milan Urban che coinvolge 130 città a livello mondiale da New York a Dubai. Continuiamo a firmare protocolli. Adesso il grandissimo valore della dottoressa Stagniti, mi sembra che lei, Davide Morice e Francesco Caravello continuate a camminare veloci. Sì, diciamo che abbiamo costruito quello che in genere si costruisce in 10 anni, in 60 giorni. Quindi o continuiamo a correre in questo modo oppure ci dovremmo fermare. Non ci fermiamo sicuramente, andiamo sempre più veloci. Confermo la presenza realmente di tante imprenditrici donne in Sicilia, veramente eccellenze. Diciamo che comunque le donne sicule hanno un qualcosa in più dentro, perché comunque sono frutto anche di una serie di dominazioni che abbiamo subito nel corso degli anni, e quindi comunque la donna sicula è realmente un pezzo unico, un pezzo veramente forte che può arrivare dappertutto e può fare la qualsiasi. Quindi io benedico diciamo questa nuova associazione di donne siciliane nel business, perché realmente possono portare alto il nome sicuramente della Sicilia nel mondo, come un esempio è proprio la dottoressa Stagniti. Io spero realmente di attivare di nulla, è vero, è reale. Io spero insieme a Davide e a Francesco proprio realmente di attivare nel più breve tempo possibile più progettualità, tutte interconnesse, perché realmente il marketplace, noi stiamo pensando a dei corner in giro per il mondo proprio all'interno sia del mercato Rega sia del mercato della grande distribuzione. Stiamo pensando a dei negozi Io Compro Siciliano, stiamo attuando delle politiche per avere anche la capacità produttiva che a volte è mancata in passato alle nostre aziende, perché sempre piccolissime in realtà, a portarle in un modo più strutturato nei mercati internazionali che contano. E l'Australia è un mercato internazionale molto grande, e quindi solamente con delle progettualità stabili, con delle progettualità che vadano soprattutto al medio e lungo periodo, realmente si riuscirà, e io ne sono certo, ad entrare in mercati che fino ad oggi le nostre ahimè aziende un po' non arretrate, perché sarebbe un concetto sbagliato, ma realmente lasciate un po' col freno a mano, ecco, per dirla proprio in parole molto povere. Dobbiamo sbloccarle, dobbiamo farle andare più veloce, dobbiamo dargli la possibilità di essere strutturate e porsi nel mercato globale. Oggi la globalizzazione è alla base di tutte e possiamo approfittarne proprio di questo momento tragico. Io dico sempre, purtroppo ahimè, il momento non è passato ancora, il problema esiste in Italia, esiste un po' in tutto il mondo, e non è passato fino a quando comunque non si troverà soprattutto la cura. Io sono all'inverso, cioè tutti pensano al vaccino, io penso alla cura, perché realmente avendo la cura poi se ti ammali ti curi e buonanotte.
E quindi io penso che comunque questa cosa passerà presto e abbiamo tutte le potenzialità di un cambiamento epocale da attuare in Sicilia. Noi l'abbiamo visto con Io Compro Siciliano, è nato da un'idea, esprime un concetto e realmente oggi posso dire che è diventato uno stile di vita. L'altro giorno io mi trovavo al supermercato e due persone che erano marito e moglie si bisticciavano, tra virgolette, da secoli, da brevi secoli, proprio perché la moglie gli diceva: vedi, devi guardare le etichette come quelli che dicono di Io Compro Siciliano. E io mi sono messo a ridere naturalmente, perché pensavo, ah, guarda, sì, Hai visto? Io Compro Siciliano è diventato veramente uno stile di vita. E la signora mi guarda e dice: ma lei ride, è vero? Io ho detto: rido perché io sono uno dei founder di Io Compro Siciliano. E poi ci siamo messi a parlare e realmente mi confermavano proprio questo, cioè la voglia di andare negli scaffali e vedere se realmente quel prodotto è fatto in un determinato modo o comunque è prodotto realmente in Sicilia. Anche su questo noi stiamo adottando anche delle politiche etiche particolari. Ogni associato, ogni persona che sposa il nostro progetto, quindi ogni attività che sposa il nostro progetto ed entra a far parte della grande famiglia di Io Compro Siciliano, va a firmare un protocollo dove dichiara tutta la provenienza delle materie che sono tutte made in Sicily, 100% made in Sicily. Quindi comunque sappiamo che stiamo creando un qualcosa di grande e lo vogliamo portare ai massimi livelli. E diciamo che persone come la dottoressa Stagnitti servono proprio per evidenziare Io Compro Siciliano nel mondo, cioè un qualcosa di veramente professionale e lei lo dimostra perché realmente è una professionista. Grazie, thank you. Io devo Grazie. necessariamente portare dei saluti perché sono tantissimi messaggi nel frattempo che stanno arrivando, dottoressa Stagnetti. Allora, Salvatore Castelli, un altro nostro amico di Compro Siciliano, good morning dalla Grande Mela alla mia bella Sicilia e alla dottoressa Stagnetti. Filippo Zullo dice: questa iniziativa è strepitosa, bravissimi, grazie anche a Maria Angela, io ci sono, quindi abbiamo Filippo Zullo che è con noi. Cecilia Sava dice: congratulazioni per il bellissimo progetto, un saluto da Singapore, per cui continuano a seguirci. Poi Lidia Calà dice: le donne in Sicilia sono sempre state al comando, anche quando poteva sembrare al contrario, la donna siciliana è intelligente, intraprendente e ovunque ce n'è una al capo le cose funzionano meglio. Quindi Lidia Calà, ciao Lidia. Ancora Tiziana Monreale dice: interessantissimo e stimolante incontro, tanta energia positiva ed è bellissimo sentire parlare dell'imprenditoria femminile come un motore trainante per la impresa. Grazie Io Compro Siciliano e alle nuove sinergie. Grazie Tiziana. Il Faraone Palermo ancora: la rappresentanza delle nostre meravigliose donne sicule è un valore imperdibile. Dottoressa, come vede, c'è veramente un'esplosione di energia e di condivisione del suo pensiero. Maurizio Catanzaro, tantissimi auguri all'ingegner Giorgianni, ancora Carmela Guardione, buongiorno, saluti per la buona diretta. Vera Giorgianni. Chiara Seidita dice: buongiorno, complimenti alla dottoressa Stagnetti, pensare a un progetto imprenditoriale al femminile da collegare con l'Australia, un progetto che coinvolga artigianato made in Sicily da promuovere, ovviamente a marchio Io Compro Siciliano. Potrebbe essere un'idea, dottoressa Stagnetti? Sì. Ci piace? Sì. Bene, noi siamo veramente arrivati ai saluti. Siamo veramente onorati di aver avuto la dottoressa Stagnitti e di averla ormai come nostro, ripeto, punto di riferimento. Dottoressa, per noi è un grande piacere, un grande onore. Ritorneremo di tanto in tanto in Australia da lei. Un piacere, per sì. sentire Anzi, qualche vi consiglio. aspetto qui. Dopo dobbiamo Sì? fare una specie di expo. Lasciate tutto a me, non c'è problema. Organizzo tutto. Esatto, quindi prepariamoci. Dottor Giorgianni, finire con queste parole della dottoressa Stagnitti mi sembra il massimo. Cioè, adesso ci spostiamo in Australia così Assolutamente. Poi andiamo a come dire, creare con la dottoressa un bellissimo e grande evento
Made in Sicily, a marchio Io compro siciliano, mi sembra chiudere veramente in maniera importante questo appuntamento. Dottor Giorgianni, siamo arrivati ai saluti. E a questo punto ciò che mi resta è dire la tua solita frase: io compro siciliano. No, dottor Giorgianni, non può mica scivolare Non così in maniera funziona veloce. così. Dottoressa Stagnini, lei deve sapere, l'ingegner Giorgianni è adesso preso dall'emozione, perché noi finiamo sempre i nostri appuntamenti, anche quelli importanti ed internazionali come quello di oggi, in questo modo, perché è una cosa che porta bene, dottoressa Stagnini, questo lo garantiamo. Lei dovrebbe gentilmente, poi una donna meravigliosa come lei, anche lei, dottor Giorgianni, venga un poco più avanti, venga un poco più avanti. Allora, noi diamo appuntamento a domani alle 12 con Davide Morice, la rubrica Chiedimi pure, puntuali come sempre. Ma nel frattempo noi ringraziamo la dottoressa Maria Angela Stagnitti, ringraziamo il dottor Giorgianni e diciamo a tutti gli amici, lei ripeta con me, dottoressa, Sì. io, dottor Giorgianni, manca lei all'appello, compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Viva la Grazie a voi. Sicilia! Io compro Un grande siciliano. bacio. Viva Thank le you. donne! Salve Viva a le tutti. donne! Ciao ciao. Grazie! A domani!